pallone giocato dentro per Calamita che scambia con Bettinelli, cerca di inserirsi Calamita ma alla fine diventa un passaggio per il numero 18 Vicini che non riesce però a correggere in porta. Allora Conti, c'è il pressing di Vicini che la fa recuperare al numero 10 Baroni che tira a giro, così risponde il Tony Ponzi. Bettinelli serve Baroni di prima intenzione, ancora una volta con il corpo sbilanciato, la palla si alza sopra la traversa ma ancora protagonista della manovra del Tony Ponzi Baroni. Batte subito il Tony Ponzi, Bettinelli, Vicini, Lotti, ancora per Vicini, la gioca al limite per Baroni, ancora un tiro di prima, ancora una volta, pallone che sfila fuori. La nostra postazione va a servire il solito Baroni che cerca il tiro verso la porta, smanaccia in qualche modo il numero 1 Soncini, ma è sempre pericoloso quando tocca la palla Baroni. Baroni è sempre uno schema al limite per Bettinelli che sfiora la traversa, più di una volta ha sfiorato il gol dell'1-0 il Tony Ponzi che era partito così e così, si è fatto subito perdonare. Il numero 8 Morganti, poi però Giovagnoli, Baroni, palla sul destro, Baroni lo esplode ancora una volta, non è fortunato quest'oggi il numero 10, almeno finora. Da tutte e due le parti, non occasioni clamorose, però non è stata nemmeno una partita scialba di emozioni, almeno finora. Baroni riceve palla, cerca di scaricarla verso la porta, piano piano sembra migliorare la mira il numero 10, chissà che tra un po' non riesca a trovare finalmente il gol. Tony Ponzi, un brivido per la capolista che deve cercare di sbloccare la partita. Allora ancora Baroni con il destro e questa volta l'avevamo detto, migliora sempre la coordinazione, riesce a trovare l'angolino, è l'1-0 del Tony Ponzi. Investigazioni, ha segnato Baroni, il migliore in campo dei suoi. Lotti, Baroni rientra sul sinistro che non è il suo piede, cerca comunque di calciare verso la porta, riesce sempre a liberarsi al tiro il numero 10 Giovagnoli, Baroni calibra dentro la sponda per Bettinelli che si coordina, la spara alta, l'occasione del 2-0 del Tony Ponzi. Parte Bettinelli, pallone che è ad uscire per Baroni che rientra sul destro, ha fatto male poco fa, da lì poi la girata di Bettinelli, un gol bellissimo, è il raddoppio del Tony Ponzi all'ultimo minuto, è riuscito il Tony Ponzi a raddoppiare e a chiudere qui l'incontro 2-0, Bettinelli.